Come ogni venerdì, puntualissimi con lo SPCGL del Veneto a parlare dei problemi dei pensionati, degli anziani. Il titolo di quest'oggi è provocatorio, però in realtà neanche tanto. Dietro ci sono tante verità che andremo ad analizzare insieme, tante problematiche, le povertà dei pensionati. E in Veneto sono veramente tanti che anche hanno grosse difficoltà e nonostante tutto a volte reggono e sorreggono delle famiglie claudicanti. Ne parliamo come sempre con le nostre esperte. Ben ritrovata Maria Pistorello del Dipartimento Previdenza dello SPCGL e ben ritornata Rosanna Bettella della segreteria sempre SPCGL Padova. Allora, vediamo un po' di fare il punto della situazione. Io direi cominciare con Rosanna Bettella, analizzare un po' il quadro delle povertà dei pensionati, che non è certo roseo e anche questo, secondo voi, con la legge di stabilità appena passata, fresca, è stato risolto qualcosa o si è dato solo un contentino? Con la legge di stabilità qualcosa senz'altro viene dato come risposta, ma è sulla base del confronto che abbiamo avuto con il governo, no, nei mesi precedenti, e anzi avevamo anche timore rispetto alla la turbolenza politica in atto dopo il referendum, che la legge di stabilità non passasse, o comunque quello che era stato concordato insomma non trovasse più. Invece per fortuna scampato pericolo e i risultati li vedranno i pensionati dall'anno prossimo, quella fascia di pensionati sopra i 750 euro fino a 1000 euro. E quindi per loro sarà prevista la 14ª, come era prevista finora per quelli sotto i 750 euro. E sempre lordi, parliamo sempre di pensioni lorde, certo, perché è bene sempre precisarlo. E quindi questa è una risposta che noi da tempo, da anni sollecitiamo, di trovare delle misure di contrasto alla povertà, insomma, di contrasto, ma noi chiaramente siamo il sindacato dei pensionati e quindi noi ci battiamo per trovare risposte per i pensionati. Certamente il tema povertà è un tema generale che da quando è cominciata la crisi in questo Paese ha visto veramente raddoppiare il numero di poveri assoluti e anche di quella cosiddetta povertà relativa. Quindi certamente i pensionati rientrano, molti dei pensionati rientrano in questa fascia, ma è un problema più generale a cui bisogna assolutamente che anche questo governo nuovo che si è appena insediato provi a trovare delle risposte. Sembra anche che nelle prime battute, no, come di programma, hanno proprio parlato di affrontare il tema povertà. Ma per ritornare alla povertà dei pensionati, noi abbiamo, durante tutto questo anno, abbiamo messo in luce quelle che sono proprio le problematiche relative ai pensionati della nostra regione, no? Perché siamo SPI del Veneto e quindi è bene sottolineare, vedere qual è la situazione dei pensionati di questa regione, che è una regione del nord, le regioni fra le più ricche, e quindi uno pensa che qua tutte le cose vadano meglio, invece poi vediamo, analizziamo i dati e non è sempre così. Anzi, abbiamo un numero consistente di pensioni che stanno sotto una certa soglia e purtroppo, questo non mi stancherò mai di dirlo, e l'abbiamo detto più volte anche in queste trasmissioni, la maggior parte poi sono le donne pensionate che hanno e che vivono questa situazione. Infatti una praticamente pensionata veneta su 2 guadagna meno di 1000 euro lordi al mese, e già questo è un dato importante. Poi è vero che nella situazione grave che c'è, i pensionati, se in una famiglia allargata ci sono dei pensionati, questi servono da ammortizzatori sociali, perché siamo un paese in cui le reti familiari ancora tengono e quindi pur
anche gravi difficoltà a volte, questa rete tiene, e anche la pensione di 400, 500, 600 euro, no, nel pensionato serve per aiutare, però la situazione non è facile, non è semplice e necessita davvero di risposte veramente impegnative da parte del governo. Assolutamente. Andiamo più ancora nello specifico e quindi a vedere quali sono state, rispetto a quelle che avevamo preannunciato, le modifiche da apportare, che sono state apportate realmente. Sì, sono state sono state portate avanti due questioni rilevanti. Una è la tassazione delle pensioni. Si è partiti dal fatto reale che i pensionati in Italia sono chiamati a pagare più tasse rispetto ai lavoratori. Fermo restando che i lavoratori ne pagano sicuramente tante, questo non vogliamo livellare in peggio, assolutamente. E quindi è stata elevata la cosiddetta no tax area, cioè la fascia di reddito entro la quale non si pagano tasse. È stata elevata, è stata parificata con quella dei lavoratori. Quindi i pensionati che sono fino a 8.000 euro lordi annui avranno dei benefici. Da questa cifra un po' inferiore e anche fino a 15.000 euro sempre lordi di pensione annuo avranno, proprio per effetto di questo provvedimento, avranno dei benefici. È poca cosa, se guardiamo bene, è poca cosa, e per capirlo mi rifaccio un esempio. In Germania, su una pensione media, una pensione di 15.000 euro annui, le tasse sono così basse che sono per un tedesco che ha una pensione così, paga all'incirca una quarantina di euro di tasse all'anno, contro il pensionato italiano che ne paga invece 4.000. Per fare così solo un esempio su tutti. Noi, a partire proprio dalla tassazione europea delle pensioni, è da anni che chiediamo una minore incidenza delle tasse sulle pensioni. Alla fine noi andiamo a vedere la spesa pensionistica e sono parecchi miliardi in Italia, circa 270 miliardi costa la spesa pensionistica previdenziale e assistenziale, ma sono lordi anche questi che mette lo Stato, perché poi i pensionati li restituiscono con le tasse che pagano sulle loro pensioni. Quindi l'elevazione della no tax area, averla portata al pari di quella dei lavoratori, comunque è un primo passo significativo. E non dobbiamo fermarci qua, sappiamo tutti che ci sarà una fase 2 poi per proseguire il confronto. Tra l'altro, cosa vuol dire una fase 2? Adesso la spiego. Nelle questioni che sono succedute all'esito del referendum c'è stato il rimpasto del governo, è cambiato il Presidente del Consiglio, sono cambiati dei ministri. Noi temevamo di dover ricominciare tutto da capo con un ministro del lavoro completamente nuovo da sensibilizzare ai temi dei pensionati, perché invece è stato confermato il ministro del lavoro Poletti, con il quale abbiamo portato avanti questo tavolo di confronto per una riforma che è andata a toccare anche delle questioni relative ai lavoratori, ma che ha dato ai pensionati l'elevazione della no tax area intanto e poi anche la 14ª, ma soprattutto ha messo proprio nero su bianco che il confronto con il governo, tra il governo e i sindacati, continuerà nel futuro, perché ci sono altre cose, altre questioni importanti da affrontare. Tipo? Possiamo anticipare? Tipo, per esempio, lavorare sempre dal punto di vista fiscale su un sistema di detrazioni più favorevole ai pensionati, proprio per andare un po' a controbilanciare l'enorme peso fiscale che devono sopportare. Quindi ci saranno, insomma, potrebbero esserci delle novità? Potrebbero esserci delle novità da questo punto di vista. Poi noi chiediamo, e questa è la nostra richiesta principale, un sistema di rivalutazione delle pensioni
più equo, diverso da quello attuale che, lo sappiamo bene, i dati ce lo dicono con molta chiarezza, non copre la perdita del potere d'acquisto che inesorabilmente scava le pensioni anno dopo anno. Ne abbiamo parlato spesso di questa questione. Negli ultimi 15 anni le pensioni in essere hanno perso il 30% del loro potere d'acquisto. Ecco che qui ci rifacciamo ai dati che dava Rosanna prima, la povertà che aumenta non solo per coloro che hanno redditi bassi, ma anche per coloro che li hanno medio-bassi. Stiamo scivolando verso una china di difficoltà proprio che non ci si immaginava. Il sistema pensionistico è nato per dare tutela al lavoratore che, una volta compiuto il proprio impegno di lavoro nell'arco della propria vita lavorativa, ha un diritto che è sancito proprio di poter continuare a vivere in maniera dignitosa. Assolutamente. Dal 28 settembre circa è stato preso un accordo col governo, no? In modo particolare l'impatto con la regione del Veneto, qual è stato in regione Veneto? Per quanto riguarda gli accordi col governo a livello della nostra regione, abbiamo visto che ha delle problematiche, sono degli riscontri importanti oppure abbiamo parlato già in generale che a livello nazionale? No, diciamo che l'accordo è nazionale, l'accordo del 28 ottobre è nazionale, è logico che si riversa anche sul 1.300.000 circa, un po' meno, pensionati del Veneto, specialmente per quanto riguarda anche l'altra misura che è stata poi portata a casa, che è stata l'elevazione della 14ª mensilità. Ecco, questo è bene ricordarlo, infatti, c'è stata questa elevazione. Sì, intanto prima di tutto è stata aumentata l'importo della 14ª mensilità per tutti i pensionati che hanno un trattamento, che hanno un reddito fino a 750 euro mensili e che la prendevano già, il requisito è avere compiuto i 64 anni di età e avere una pensione frutto di lavoro, cioè una pensione che è stata calcolata su contributi versati. E poi abbiamo portato a casa il fatto che è stata elevata a partire dal 2017 per coloro invece che hanno un reddito, sempre per i pensionati con un reddito che supera i 7,50 e va fino a 1.000 euro mensili lordi. Questa tipologia di pensionati avrà la 14ª accreditata nella propria pensione a partire nel mese di luglio 2017. Aspettare, quindi. Bisogna aspettare, si viene pagata una volta all'anno e di norma nel mese di luglio. Ai pensionati io dico sempre, se a luglio sapete di avere un reddito che è inferiore ai 1.000 euro mensili lordi, ricordatevi, a luglio prossimo, se per caso non vi viene data la 14ª, venite nelle nostre sedi e cerchiamo di capire il motivo. Perché segnarlo in agenda, la norma prescrive che venga data automaticamente con gli incroci sui redditi che l'istituto previdenziale fa, però può succedere, è successo e noi ce ne siamo resi conto facendo i controlli delle pensioni, che talvolta non viene erogata e quindi non è persa, se c'è il diritto noi la facciamo recuperare. Questa è una cosa notevolmente importante tra le altre cose. Accennavamo al discorso donne, ci sono state diverse mail che sono arrivate relativamente all'opzione donna. E donne che c'è stata un'elevazione dell'età, donne che sono entrate a pelo, non ci sono entrate, insomma c'è una questione, sì, magari mi ripistorello e dopo comunque riaffrontiamo la questione. Possiamo dare una risposta? Sì, sull'opzione donna, per effetto della speranza spieghiamolo un attimo a chi che cos'è intanto. Questa è una risposta a una mail che ci è arrivata e quindi tutti coloro che hanno questa perplessità, però spieghiamo l'opzione donna per coloro che invece non hanno questa dimestichezza. Certo, l'opzione donna è un'opportunità per le donne che entro il 31 dicembre 2015
abbiano compiuto 57 anni di età se lavoratrici dipendenti o 58 anni di età se lavoratrici autonome, in presenza di almeno 35 anni di contributi versati. Quindi il problema sono i 35 anni di contributi versati entro il 31 dicembre 2015. Poi 57 anni di età se dipendenti, lavoratrici dipendenti del settore privato o pubblico, non conta, 58 anni se lavoratrici autonome. Allora, siamo a fine 2016, cosa era successo l'anno scorso? Che erano state escluse le donne nate negli ultimi 3 mesi del 1957 e del 1958, cioè coloro che non raggiungevano gli anni per effetto dell'aumento dell'età pensionabile che era in vigore, i 3 mesi della speranza di vita che bisognava raggiungere. La legge di stabilità adesso ha sanato questa questione. Quindi questa legge di bilancio ha riaperto, diciamo, i termini. Allora, per tutte le lavoratrici che avevano 35 anni di contributi al 31 dicembre 2015 e che entro il 31 dicembre 2015 hanno compiuto i 57 o i 58 anni di età, possono andare in pensione, però un attimo, non prima del 1° agosto. La loro pensione, l'ultima per chi compie gli anni proprio alla scadenza, scade al 31 luglio, nel senso che si può andare in pensione purché si abbiano compiuti i 57 anni e 7 mesi di età per le dipendenti o i 58 anni e 7 mesi di età per gli autonomi. Ecco. Adesso mi rendo conto che dare questi dati magari per chi ci ascolta è un po' difficoltoso, magari passate nel nostro patronato INCA, se avete i 35 anni di contributi al 31 dicembre 2015, lo ripeto, e entro il 31 dicembre 2015 avete compiuto i 57 anni di età o i 58 anni di età, passate. Però ricordo anche un'altra cosa importante, che non è come posso dire, una cosa eccezionale, andare in pensione con l'opzione donna. E infatti, ecco, bravissima, chiedevano quali sono le problematiche. Perché la condizione per mandarti in pensione, è vero, l'istituto, l'INPS ti manda in pensione, ma in cambio ti chiede che la tua pensione sia calcolata interamente con il sistema contributivo, che è più penalizzante rispetto al sistema retributivo, misto retributivo-contributivo. E quindi con che cosa si rischia di andare in pensione? Con un bel taglio sostanzioso, poi qua dipende dai contributi versati nell'arco della vita. Però per lavoratrici con stipendi medi significa il taglio di una bella fetta di pensione. Alcune stime parlano anche del 20-25% di taglio sulla pensione, cui si avrebbe diritto se invece si attendesse il termine per andare in pensione dell'età, insomma, prevista adesso. Siccome ci sono molte persone che vanno in pensione con questa opzione donna non perché le fa piacere eccetera, contrariamente a quanto magari potrebbe, per carità, magari uno benestante fa anche questa scelta, altre necessitate dal fatto che non trovano lavoro. Da me che c'era arrivata in modo particolare una signora diceva: non trovo lavoro, io ho necessità di vivere, di campare, di qualche cosa. Voi come sindacato non avete nessun potere contrattuale a questo riguardo? No, sull'opzione donna è una legge dello Stato, per cui quelle sono le condizioni. Adesso con l'accordo ci sono altre possibilità, no? Possiamo elencarle un po' così schematicamente, anche se nominarle fa un po', che è l'APE, no? Cosiddetta perché è passata l'APE. Sì, è passata. Possibilità di andare in pensione, ma anche qua c'è un'APE, quella più cattiva, diciamo. Quella più cattiva, che non è la social. Sì, no, è cattiva, che è una scelta che è data la possibilità alle persone di scegliere di andare in pensione prima a fronte di un prestito con lo Stato. Allora adesso la raccontiamo questo discorso qua delle due APE, una buona, una cattiva, buona tra virgolette. C'è anche una terza. E una terza opzione, dopo la pubblicità.